Buonasera, continuiamo le nostre conversazioni sull'illuminismo. Abbiamo visto situazioni, diciamo, al di fuori dell'Italia e anche in Italia logicamente anche in parte in quella che era la contea di Gorizia, che era sottoposta alla famiglia degli Asburgo per motivi ereditari. Ancora nel 1521 era stato stabilito appunto che la famiglia Asburgo avesse questo dominio per quel patto che c'era stato fra la famiglia dei conti di Gorizia e la famiglia appunto degli Asburgo ancora in tempi ancora più lontani, quindi del 1200 addirittura. E logicamente anche qui, anche nella contea di Gorizia, la struttura della società è ancora una struttura di società legata a quella che è la maggiore attività, diciamo, dei sudditi, vale a dire l'agricoltura. Una società segnata appunto dalle attività agricole, una società rurale, e per questo diciamo ancora separa diciamo, i proprietari dai lavoratori. Ancora non si è sviluppata la piccola proprietà, sebbene ci sia la piccola proprietà, ma non è ancora sviluppata. Gran parte, soprattutto nelle basse, verso la Pugliese, Grado, via dicendo, ci sono ancora i latifondi, quindi la massa operaia, la massa contadina che dipende come colonia o come mezzadria da dei padroni terrieri che solitamente non abitano lì. Per cui la realtà di cui noi siamo parte è una realtà, scusate un attimo, qua non capisco cosa. Ecco. La realtà in cui siamo parte nell'illuminismo è ancora una realtà dove ci sono dei privilegi che vengono conferiti a quella che possiamo chiamare la nobiltà, ma ormai anche a quella che può essere considerata la grossa borghesia, e dall'altra parte c'è il clero che è molto potente ancora nell'Europa del Settecento, perché dopo la Controriforma, specie a Gorizia, era un clero che doveva affrontare la vicinanza delle terre protestanti. Allora la Slovenia, l'Ungheria, anche la Croazia erano terre dove c'erano dei protestanti, quindi la contea di Gorizia era qualcosa di molto importante per la Chiesa, quindi doveva servire a tenere a freno l'espandersi del movimento protestante. E quindi il clero ha moltissimi privilegi, e moltissimi privilegi hanno i proprietari terrieri, quindi la nobiltà. Ma soprattutto quello che viene ad essere così contestato dagli illuministi non è tanto il fatto del privilegio, perché poi tra l'altro anche Maria Teresa, la regina, e Giuseppe II daranno ancora più privilegi al clero. Quello che gli illuministi contestano è il fatto dell'immunità. Cosa significa immunità? Significa che non vengono puniti se compiono qualcosa di contrario alla legge. E quindi è un problema tuttora di oggi, no? Cioè il potente è sempre privilegiato nei confronti della legge. E quindi gli illuministi per prima cosa, anche in contea di Gorizia, che cosa chiedono? Chiedono che tutti vengano giudicati allo stesso modo, il principio dell'uguaglianza che viene proclamato in tutta Europa.
E questo, perché c'è questa immunità? Perché ci sono questi privilegi? Beh, sono questi privilegi perché non c'è, ecco, una formazione, dicono gli illuministi, una formazione secondo la scienza, perché la scienza è come dire, una fonte di uguaglianza. La scienza, con i suoi dati, con le sue risultanze, è qualcosa di certo, secondo loro. Non ci sono dubbi sulla scienza, quindi la scienza dovrebbe essere applicata anche alla società. Una società dove la scienza diventa la regola. Le leggi vengono fatte secondo la scienza, quindi secondo dei principi di uguaglianza. Perché la scienza? Perché la scienza dà appunto una certezza al sistema. Il sistema di governo, il sistema di convivenza tra le persone diventa un sistema certo, un sistema regolato, un sistema di uguaglianza appunto. E soprattutto le leggi sono leggi legate alla natura. Sia Newton sia altri scienziati del tempo, Newton, Leibniz e altri, si legano appunto per denotare quello che può essere la legge, poi Rousseau lo farà ancora di meglio di più, la legge della comunità umana la devono prendere dalla natura. E la natura, da come si deduce la legge della natura? Attraverso la scienza. Quindi la scienza diventa un problema sociale. La scienza diventa un problema di cambiamento nella società. Anzi, qualcuno dice, dei pensatori di allora, di questi illuministi, dice che è una questione di meccanica. Cosa significa meccanica? Meccanica è una scienza particolare che porta con sé una forza di cambiamento che è derivata dalle forze che vengono dalla natura. Quindi tutto diventa calcolabile, tutto diventa misurabile, tutto diventa in qualche modo conforme a quelle che sono le leggi della natura. E queste leggi della natura che cosa portano all'uomo? Portano all'uomo un progresso spirituale, prima di tutto. Cioè lo spirito dell'uomo si adegua, secondo i pensatori, soprattutto Rousseau, si adegua a quello che è lo spirito della natura. Ed essendo lo spirito della natura uno spirito misurabile, calcolabile, di uguaglianza, la nuova morale non è quella della Chiesa, non è quella, se vogliamo, imposta dallo Stato, ma la nuova morale è quella scientifica, per cui si parla non più di altro se non di scienze morali. Le scienze morali diventano delle scienze praticate e delle scienze che devono regolare la società. Quindi la morale non è più qualcosa di affidato a motivi religiosi o a motivi di utilità politica, chiamiamolo così, o motivi economici, ma la morale è determinata dal fatto che risponde ad un criterio, a qualcosa di scientifico. E quindi questo che cosa porta? Porta innanzitutto ad andare alle origini di questa scienza morale, che avevo detto natura, ma quali sono le stagioni più vicine alla natura, le stagioni storiche più vicine alla natura? Sono quelle dell'antichità, delle civiltà antiche. Questo lo dicono poi meglio quelli che seguiranno la cultura del neoclassicismo. Ma per il momento si dirà che nell'illuminismo si dirà
che la legge migliore è quella che viene dalle civiltà più prossime allo stato di natura dell'uomo. Cioè, quando l'uomo esce dallo stato di natura e diventa civile, ha meno civiltà, diciamo, vicino allo stato di natura che non adesso che siamo nel 1700. Quindi lo spirito classico, quindi greco, latino e delle civiltà, diciamo, consimili e coeve, diventa lo spirito a cui si tende come società. E naturalmente questo, che uomo ne esce da queste due o tre modelli di società? Ne esce quello che noi chiamiamo oggi l'uomo onesto. L'uomo, secondo Rousseau, viene rovinato dalla società, ma se la società è ancora a livelli, diciamo, elementari, di organizzazione elementare, abbiamo l'uomo onesto. Quindi l'onestà non è frutto della volontà dell'uomo e del comportamento dell'uomo nella civiltà di allora, del 1700, ma è frutto invece di un guardare, di una adesione a quello che era il patrimonio della natura e la vicinanza appunto allo spirito classico. Quindi per la letteratura, per le leggi, per tutto quello che attiene alla figura e alla personalità umana, dobbiamo andare appunto a cercare con metodo, quindi la scienza, il lavoro scientifico, che richiede metodo, che richiede delle metodologie specifiche, perché evidentemente la scienza non si può fare senza un metodo di ricerca. Questo metodo di ricerca diventa un metodo anche per il governo della società. Naturalmente questi discorsi non è che si facciano, ovviamente, i contadini della contea di Gorizia e neppure a quelli della Lombardia o quelli della Germania. Lo si fa a livello intellettuale. Sono gli intellettuali che discutono di questo. E discutendo di uguaglianza, di scienza, di metodo e di valori metodologici che risalgono alle scienze, che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che l'uomo, quindi la persona umana, ancora non persona perché è un titolo cristiano il fatto di persona, comunque l'uomo come diciamo cittadino, come vivente in un determinato territorio, ha dei diritti. Fino ad allora il Medioevo stabiliva dei doveri. Non so, per esempio, i doveri del prestare delle opere gratuite al Signore, al padrone, oppure il dovere di aiutare, di versare una parte del suo patrimonio raccolto alla Chiesa. Cioè c'era tutta una serie di doveri. Tutta una serie di doveri che regolavano la vita dell'uomo, in funzione che se tu compivi il tuo dovere avevi, diciamo, il premio in paradiso. Questo era semplicemente, ecco, lo spirito del dovere. Adesso invece gli illuministi, i filosofi illuministi, che cosa dicono? Sì, certo, l'uomo ha dei doveri verso se stesso, verso la famiglia, verso lo Stato, ma verso la religione anche, ma ha anche dei diritti. E questi diritti sono stati poi condensati in una rivoluzione che è stata la prima rivoluzione, quella che abbiamo parlato la volta scorsa, la rivoluzione americana. La rivoluzione americana è quella che, prendendo da questo principio, enumera quelli che sono i diritti dell'uomo. Il diritto alla libertà, il diritto alla felicità addirittura,
E quindi tutte cose che vengono riconosciute all'uomo. L'uomo nuovo che esce dall'illuminismo è un uomo che ha appunto questi diritti. E come si possono affermare questi diritti? Perché evidentemente non è che si può fare sempre una rivoluzione, o comunque la rivoluzione è un fatto raro, sarà quella americana, sarà quella francese, in parte precedentemente nel 600 c'è stata quella inglese, ma non potendo fare una rivoluzione, che cosa si pensa da parte di questi filosofi? Si pensa che sia necessario stabilire una età della ragione. La ragione che diventa la guida delle persone, che riguarda la guida della società. C'è bisogno appunto di stabilire il primato e la funzione educativa della ragione. Fino ad allora la funzione educativa spettava solitamente alla Chiesa. La Chiesa aveva una funzione religiosa, ma anche una funzione educativa. Lo Stato non ci si metteva di mezzo per educare. La scuola era una scuola privata e praticamente era in mano, diciamo, a dei privati. Poi, con l'instaurarsi del primato della Chiesa Cattolica, sono stati i sacerdoti, sono stati i preti a fare anche da maestri. E quindi hanno dato alla società e alla cultura e alla scuola, hanno dato l'impronta della religione. Gli illuministi che cosa dicono? Gli illuministi dicono facciamo l'età della ragione, per cui sia la ragione ad essere quella che prevale nella società, nella istruzione e nella formazione della persona. Quindi una ragione che porti l'uomo da uno stato, loro dicono, di minorità a uno stato di maggiorità, di maggiorenne. Cioè l'uomo da minorenne, che è stato tenuto nel Medioevo da minorenne, secondo loro deve essere portato ad essere un maggiorenne, un uomo maggiorenne che raggiunge la maggiore età, quindi quello che rappresenta la maggiore età anche oggi, no? Sono i nostri ragazzi che non vedono l'ora di arrivare ai 18 anni, no? Per poter esercitare, almeno così nelle loro illusioni, la funzione di maggiore età. E quindi già allora la stessa cosa, come i ragazzi, no? Nostri, pensano di arrivare ai 18 anni e pensano che sia una cosa straordinaria quando ne hanno di meno, così anche gli illuministi pensavano di arrivare ad un uomo, a un modello di uomo maggiorenne per poter sviluppare appunto la civiltà della ragione e la nuova civiltà. Ma questa ragione, questa facoltà dell'uomo, no? La ragione è una facoltà dell'uomo. Come può essere, diciamo, istruita? Perché se noi andiamo a livello naturale, vediamo come le persone siano, diciamo, non naturalmente portate a questo lavorio, no? Invece perché tutta è una teoria, no? Figuriamoci se poi le classi inferiori lo erano pronte ad affrontare questo lavorio della mente, della ragione e via dicendo. Quindi la ragione ha bisogno di essere istruita. Non solo la scuola, è già qualcosa di positivo, ma qual è la maestra della ragione? La maestra della ragione a questo punto è la storia. La storia diventa maestra di vita. È vero che lo è stato anche in passato, no? Che i romani dicevano, no? Magistra vitae. Ma in questo senso la storia diventa maestra di vita per portare la ragione a che cosa? Non tanto a imparare, ma
a esercitare una facoltà ancora più incidente nella società, vale a dire la critica. La ragione deve diventare critica attraverso la conoscenza della storia. Quindi la società così bella perfetta, no? Di questi regni, di questo Settecento che con il suo barocco, con le sue belle cose, la società deve diventare critica, cioè deve criticare, deve costruire criticando. E quindi voi sapete che naturalmente questo diventa un aspetto che a volte può essere demolitorio. Pensiamo a Voltaire che proprio basandosi su questa volontà critica è chiaro che demolisce tutto il sistema precedente e i suoi discepoli continueranno a farlo, diciamo così. Per cui questa critica deve essere una critica, come si diceva un tempo, construens, non destruens, cioè una critica che costruisca ma non distrugga. E allora come attraverso la critica dove andiamo? Perché se noi critichiamo tutto, dove andiamo? Andiamo a formulare, attraverso la critica, andiamo a formulare che cosa? Un ritorno alla natura. E quindi noi, criticando la civiltà in cui viviamo, allora la civiltà del Settecento, criticando, arriviamo a riportare l'uomo alla natura. E che cosa ci dice lo stato di natura, secondo Rousseau? Ci dice che la società ha rovinato l'uomo. Quindi se vogliamo riportare l'uomo allo stato di natura, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che la società venga eliminata. È logico che questa abolizione della società non sia così facile, non sia così fanciullescamente proponibile, insomma, no? Però che cosa propongono allora, no? Cioè, è logico che si accorgono anche loro che proporre di distruggere la società e di lasciare l'uomo da solo, sì, non è una cosa costruttiva, insomma, no? E allora che cosa propongono? Dicono, vabbè, noi vogliamo una società giusta, una società degli uguali, e questa società deve essere illuminata dalla ragione. Quindi costruiamo una società dove non ci siano più delle cose irrazionali, ma ci siano delle cose perfettamente razionali e che siano illuminate, Se noi guardiamo alla nostra società di oggi, dobbiamo dire che sempre, e alla società storica, dobbiamo dire che sempre ci sono degli elementi di irrazionalità. La storia non è fatta soltanto, io faccio una critica adesso, la storia non è fatta soltanto di cose razionali. Anzi, se noi pensiamo che la storia spesso è guidata dalle emozioni, guardate oggi, no? Con questo Covid, con queste problematiche vaccinali, non vaccinali, Green Pass o non Green Pass, no? Cos'è che guida? Mica la ragione. Sono le emozioni. Sono le emozioni da una parte e dall'altra. E quindi la società ha un fondo in sé di irrazionale. Cioè loro pensavano, questi illuministi, pensavano di guarirla attraverso la ragione. Ma come diceva Pascal prima di loro, nel 1600, il cuore, quindi i sentimenti, il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha. Quindi una porzione di razionalità dobbiamo sempre portarcela con noi.
sarà più grande, sarà più piccola, sarà più, diciamo, limitata, ma l'uomo è anche un essere, non è solo un essere razionale, è anche un essere irrazionale, è anche un essere che non, diciamo, non ha tutta questa sua razionalità che non la esercita perché, proprio perché è un uomo libero. Ma invece gli illuministi pensano che la sola libertà sia quella in cui la società appunto è caratterizzata da uno spirito critico e da uno spirito razionale. E ovviamente se questo è il loro principio, ci vuole cambiare, bisogna cambiare il modo di vivere, il modo di regolarci. E allora loro che cosa propongono? Propongono un codice sociale completamente nuovo che regoli la vita delle persone, la vita della società, è quello che rimane della società. Ma allora che cosa ne viene fuori? L'uomo ragionevole, l'uomo onesto, a quel punto che cosa deve fare? Che cosa deve dire? Che cosa deve costruire? Perché se deve essere razionale, se deve essere legato alla natura, se deve essere un uomo legato, diciamo, non a quello che è il presente, ma a una funzione critica del passato, che cosa deve fare? Deve fare quello che si dice il contratto sociale. Quindi la società viene rifondata, secondo Rousseau, sempre Rousseau, viene rifondata con un contratto sociale. Un contratto sociale che ha come, diciamo, linea di indirizzo, la ragione. La ragione che permette all'uomo di, con i suoi simili, di fare questo contratto in termini di uguaglianza e in termini appunto di libertà. Cosa difficile perché evidentemente questo non è possibile, cioè è una, come si dice, è una utopia. E allora che cosa pensano sempre gli illuministi dell'epoca? Pensano che in qualche modo si debba trovare una attività che porti a pensare a questo contratto sociale. E qual è questa attività? È l'attività chiamata filosofia. Li chiamano anche i filosofi, no? Chi è il filosofo? Beh, il filosofo, secondo, se noi andiamo a scegliere dal significato suo, è il saggio, è l'amico della saggezza. È colui che in qualche modo pensa e costruisce un sistema di pensiero buono per la gestione della società, dell'uomo e via dicendo. E la filosofia è la fonte principale del movimento degli illuministi. Li chiamano infatti i filosofi in Francia. Cioè questi filosofi che, amici della saggezza, quindi vicini a quella che è la fonte della saggezza, divulgano attraverso le loro opere quelle che sono le regole della saggezza e quindi delineano con il pensiero il contratto sociale. Ma certamente la filosofia non è praticabile da tutti. Già nell'antichità c'era questa elisione quasi, no? Dei filosofi. Delle tragedie greche
per esempio c'è la tragedia Le nuvole, in cui vengono messi sulle nuvole a discutere di nulla. Cioè, la diffidenza che ha la società della filosofia è sempre stata e sempre sarà. Ancora oggi quelli che si atteggiano, che sono filosofi, vengono guardati, diciamo così, anche con una punta di ironia. Perché? Perché solitamente le loro proposizioni, le loro proposte, sembrano strane, sembrano venire da un altro mondo. Insomma. Poi magari col tempo, con il cambiamento della mentalità, ma se sono delle idee elitarie, cioè che appartengono solo a un gruppo di persone che discutono di filosofia nel caffè, non possono avere successo. E se ne rendono conto anche, anche al momento della trionfo della filosofia, vale a dire dell'illuminismo. E allora che cosa portano in campo? Portano in campo che è lo spirito che alimenta, prendendo dallo stato di natura, che alimenta le discussioni, che alimenta la forza di una società che sta cambiando, che sta mutando. Quindi la filosofia come movimento interno alla società, come stimolo alla società nuova che si sta formando. Ma con chi fare la società? Perché abbiamo visto come bisogna abolire tutti i privilegi, quindi i nobili, quindi il clero, quindi tutti coloro che hanno un privilegio sono esclusi dalla formazione della società. Dall'altra parte, diciamo anche le masse contadine non è che sono pronte a prendere in mano e a gestire e soprattutto a formulare un modello di contratto sociale o di contratto di società. E allora i filosofi a chi guardano? Guardano alla classe sociale che è ancora molto piccola, la classe sociale della borghesia. Perché la borghesia? La borghesia perché eccolo, è la fonte, per esempio, della ricchezza ormai della società del Settecento. Ormai non sono più nobili i ricchi, non sono più il clero, anche le risorse sono ridotte, ma chi è veramente ricco è la borghesia. Quindi il filosofo si collega con questa classe che si sta arricchendo. La borghesia è molto limitata, evidentemente. Tant'è vero che lo sviluppo della borghesia si accompagna appunto allo sposare queste tesi di uguaglianza, di libertà, appunto di nuova società. Perché la nuova società? Perché c'è bisogno di rovesciare gli equilibri del Medioevo. C'è bisogno di far sì che la borghesia prenda in mano il potere all'interno della società stessa. E allora, qual è l'obiettivo dei filosofi e della borghesia insieme? L'obiettivo è quello di prendere in mano la gestione dello Stato. La gestione dello Stato fino in quel momento era del sovrano, assolutista, ma anche era in mano a quelli che erano gli uomini del sovrano, quindi il clero, specie nell'impero austriaco, il clero e i nobili. Quindi prendere in mano la società, prendere in mano gli affari pubblici e far cosa? Far sì che ci siano nella società degli elementi di uguaglianza che permettano quello che diciamo, il termine di ascensore sociale che usiamo oggi
cioè che permettano l'ascesa al vertice dello Stato, quindi al governo dello Stato, della borghesia, togliendo tutti i privilegi di chi lo sta al momento governando. Ma c'è un problema. La borghesia, benissimo, ma che ne facciamo del popolo? Perché evidentemente, se la borghesia è una minoranza illuminata, guidata dai filosofi, attenta alla storia e via dicendo, la massa, la grande parte della popolazione europea è fatta da contadini, da popolo. Che ne facciamo? Allora, i filosofi dicono, beh, il popolo segue. Perché se diamo, dice, una struttura razionale alla società, anche il popolo riesce a capire che deve seguire. Deve seguire quelle che sono le indicazioni della ragione. È certo che questo è un aspetto che allora non è fattibile, specie diciamo, dove prevale una società rurale ancora arretrata, come in molte parti d'Europa. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna, secondo questi filosofi, incominciare a dare al popolo il modo di avvicinarsi alla scienza, di avvicinarsi a quelle che sono le realtà scientifiche per poter in qualche modo avere dei riscontri poi nella società pratica, nel guardare alla società pratica e nel far crescere questa società quindi una coscienza nuova del popolo secondo la ragione, cioè la presa di coscienza del popolo che ha una ragione e che la ragione è la sua vita. È facile capire che questo discorso collide perché evidentemente se la Chiesa guidava le coscienze, guidava la società, collide con gli interessi spirituali, prima di tutto, della Chiesa. E allora ecco che entrano in campo anche questi contrasti nei confronti dell'illuminismo da parte della Chiesa e dell'illuminismo verso la Chiesa. E soprattutto ne fanno le spese i gesuiti. Perché i gesuiti erano nati ancora all'epoca della riforma protestante per combattere i protestanti, per, diciamo, con elementi razionali, anche loro in questo caso, dovevano smontare, diciamo così, le teorie protestanti. E ora si trovano a dover smontare, per la loro visione particolare nella società, tra l'altro ci sono anche algoritmi, a dover smontare attraverso una loro educazione, l'educazione gesuitica. Mario Draghi è un allievo dei gesuiti, dovevano smontare quella che è la formulazione razionale che non lasciava posto ai principi della Chiesa nella società. Quindi loro ne sono i primi ad essere in prima fila, ad affrontare questo problema. Ebbene, vengono cacciati da tutta Europa e anche dall'America Latina, perché nel frattempo avevano fatto in America Latina delle cosiddette colonie che erano all'avanguardia poi nell'organizzazione della società. E questo fatto, quindi della cacciata dei gesuiti, della guerra che si fa alla Chiesa, ha anche un aspetto, diciamo, che vede elementi della Chiesa che aderiscono appunto alla razionalità espressa dai filosofi
e soprattutto lo vedremo più tardi, quando con Napoleone, quando con la rivoluzione francese che stabilirà la costituzione civile del clero, molti sacerdoti e molti religiosi sposeranno le idee illuministiche. Anche perché, specie nelle regioni più povere, chi è l'intellettuale locale? A Gorizia, chi è l'intellettuale locale? Nient'altro se non il sacerdote. E chi è che viene a conoscenza di questi movimenti filosofici acquistando i giornali, acquistando i foglietti che arrivano da tutte le parti d'Europa? Sono i sacerdoti. Quindi l'illuminismo, che nasce contro la religione, passa attraverso appunto la religione. E poi c'è la nascita, la crescita del movimento massonico. Già nel 700, 1723 mi pare, nasce la prima loggia massonica. E la massoneria si propone questo obiettivo di dare razionalità alla società, tra gli altri obiettivi. Quindi la Chiesa si trova a dover combattere contro l'illuminismo, contro i filosofi, perché basti pensare a quanto non scrive ironizzando contro la Chiesa Voltaire, e soprattutto si trova a dover lottare contro la massoneria e quello che sta crescendo come un modello liberale, chiamiamolo così, dello Stato. Quindi uno Stato che diventi uno Stato fondato su altri principi che non siano quelli religiosi. Quindi c'è proprio questa tendenza, c'è questa fonte, diciamo così, no? Di contrasto tra Chiesa e filosofi. La Chiesa e filosofi che andrà avanti appunto fino all'arrivo della Rivoluzione francese, quando la Rivoluzione francese porterà appunto alla distruzione di quello che era il vecchio regime e a cambiare la situazione avvilendo appunto la Chiesa, ma poi ci sarà la relazione con la Vandea che reagirà, e poi ovviamente con la sconfitta di Napoleone anche la Chiesa tornerà ad avere la meglio su quelli che sono i principi dell'illuminismo. Ma proprio questo ci porta a guardare anche alla situazione in Europa, cioè al di là di quelle che sono dei movimenti condivisi da tutti gli stati europei, appunto con l'illuminismo in sé, abbiamo anche un'attenzione da fare a quello che sta succedendo mentre avvengono queste discussioni. Che cosa succede? Beh, innanzitutto, quello che colpisce, leggendo la storia di quegli anni, è l'eccezionale attività diplomatica dell'Inghilterra. L'Inghilterra che, come sappiamo, no? Non era cattolica ma era protestante, quindi aveva la sua chiesa staccata da Roma, contraria anzi a Roma, incomincia ad avere anche negli stati più piccoli, anche nelle regioni più piccole, una sua influenza diplomatica. Una sua influenza diplomatica che la porterà, nel corso poi dell'Ottocento, ad avere anche una rispondenza dal punto di vista di impero, di dominio.
che porterà al grande dominio appunto dell'India, in particolare proprio sotto in questo periodo nasce la famosa Compagnia delle Indie, che è principalmente retta da fondamenti illuministici, è vero che si va in India, che si va in Africa a cercare il famoso buon selvaggio, insomma, no? L'uomo onesto che è ancora la vita primitiva. A parte questo, che poi diventa una scusa per fare il colonialismo, a parte questo dobbiamo dire come ormai nel ragionamento che abbiamo fatto stasera siano coinvolte un po' tutte le nazioni, persino la Spagna che è conservatrice, ovviamente la Francia, ovviamente la Prussia, e poi soprattutto quello che meraviglia è che si muova la Russia. La Russia si muove attraverso il suo sovrano, Pietro il Grande, il quale in incognito viene in Occidente, viene nell'Europa occidentale, a guardare che cosa si fa nella nuova società che dovrebbe essere delineata dagli illuministi. Quindi c'è un movimento europeo che si muove verso quelli che sono i principi dell'illuminismo e quindi del ritorno a quella famosa società, a quel contratto sociale che porta ad un ritorno verso la natura. E si adeguano anche gli scrittori. Io penso che tutti abbiamo letto Robinson Crusoe, questo romanzo che racconta di quest'uomo che dopo un naufragio viene così isolato in un'isola e lì ne subisce di tutto di più. Ebbene, questo Robinson, di Daniel Defoe, è il personaggio che più si avvicina alla concezione dell'illuminismo circa l'uomo a contatto diretto con la natura. Le avventure di Robinson sono delle avventure che ci portano a contatto con la natura. Ma silenziosamente poi, io direi che anche altri sono legati all'illuminismo pur senza professarlo. Noi qui in Friuli abbiamo avuto Giovanni Battista Pietro, un artista grandissimo, il quale privatamente è uno di coloro che aderiscono, pur lavorando per sacerdoti e chiese e altre cose, è uno di quelli che aderiscono privatamente al movimento illuminista. E nella musica abbiamo per esempio Bach e Handel che a quanto dicono i critici, sono ispirati anche loro dalla ragione. Sono anche loro ispirati da quello che è il movimento appunto della libertà, della ragione. Ma poi, tra l'altro, ci sono anche dei fatti che ci portano a guardare a questa vicinanza della natura. Per esempio, Vico, questo pensatore che insegna, un filosofo che insegna a Napoli, che è un po' il legame, diciamo, italiano della filosofia illuminista, che cosa proclama? Proclama nel suo famoso libro, La scienza nuova, proclama una nuova scienza che venga a regolare la società. Poi ci sono anche delle ricerche legate alla natura.
per esempio, la catalogazione delle piante che avviene proprio in questo periodo illuminista, che viene fatta da Linneo. Questa catalogazione delle piante che dà razionalità alla natura. Cioè le piante non sono più, diciamo, chiamate soltanto per parole popolari, ma diventano schedate, diventano denominate con un loro nome latino, con le loro caratteristiche. Quindi c'è il censimento, possiamo dire, delle macchine, delle piante come fossero delle macchine. E quindi questa scelta, diciamo così, no? Questa scelta di razionalizzare dà appunto un cambiamento effettivo lentamente alla storia e anche al momento storico in cui vive l'illuminismo. Per cui, ad esempio, l'elevare una mongolfiera. Che cosa vuol dire? Mongolfiera è questo pallone, no? Che si alza in alto, si chiama mongolfiera perché l'avevano confezionata, diciamo, i fratelli mongolfieri in Francia. Cercare questo spazio, no? Al di là di quella che è la legge della gravità e trovare questa elevazione, no? Questa elevazione simbolica della mongolfiera, è anche questo un modo per celebrare la forza della creatività e della ragione. Difatti abbiamo nei nostri ricordi scolastici la famosa Ode al Signore di Mongolfiera, che viene celebrato appunto come un pioniere della scienza, un pioniere della ragione. Ragione che viene ad essere impegnata anche non solo diciamo nella poesia o nella scienza filosofica, ma ragione che vince anche delle battaglie. Non dobbiamo dimenticare che i turchi vengono battuti, la prima volta succede in un campo aperto, vengono battuti da Giuseppe II, quindi dall'Austria illuminista, a Belgrado. Quindi la ragione si applica anche alle scienze militari e chi la porterà più in alto di tutti sarà proprio Napoleone Bonaparte, il quale, applicando i principi dell'illuminismo anche all'atto della guerra, riuscirà ad essere il grande Napoleone. Per dire, ecco, come sotto sotto, anche se l'esercizio della filosofia è un esercizio, diciamo, elitario di pochi, sta diventando invece l'ispiratore un po' di tutta l'azione, di tutta l'azione che avviene in questo momento storico. Quindi, per riassumere, quindi la società del Settecento incomincia ad avere dei criteri di guida che sono dettati dai filosofi. Sono dettati dai filosofi e indirizzati verso che cosa? Verso la corrispondenza a quelle che sono le leggi naturali che implicano libertà e uguaglianza e anche solidarietà. Questa solidarietà, poi verrà chiamata, no? Fratellanza, fraternité, è sancita in un contratto sociale che fonda una nuova società dove la borghesia è il motore che fa salire, che fa crescere,
che fa crescere la società, che porta benessere e che porta quindi, attraverso l'uso della ragione, porta ad una nuova fonte di ricchezza spirituale e non solo spirituale. Per dire, ecco, come ancora oggi, se noi andiamo a vedere i principi dell'illuminismo, vediamo come hanno influenzato moltissimo il nostro pensiero contemporaneo. E anche la presenza di un partito che si ispira senza diciamo, infingimenti a quello che è il principio di Rousseau, no? Anche questo è una delle ipotesi, delle diciamo, prove che al di là di tutto ancora esiste l'attrazione per una filosofia, per un modo di vivere che è quello dettato dalla filosofia e dalla specifica tensione che l'illuminismo porta all'interno della società del Settecento, ma ancora arriva fino a noi. Quindi avremo ancora nelle nostre lezioni, avremo ancora degli aspetti da affrontare, soprattutto arriveremo anche a vedere come questi aspetti dell'illuminismo si realizzeranno in quella che viene chiamata la grande rivoluzione. E che cosa significa rivoluzione? L'avevano fatto gli inglesi, l'avevano fatto gli americani, ma poi nostra rivoluzione, la nostra rivoluzione europea sarà proprio quella che è fatta dalla Francia. Quindi la Francia dei filosofi, la Francia dell'enciclopedia, la Francia dei salotti in cui si discute di ragione e di fede, diventa il focolaio, diremo così, diventa il centro di quella che sarà una delle più interessanti e ricche stagioni di cambiamento per l'umanità. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana. Buonasera a tutti.